Poi ieri devi andare a San Leonardo e trova questo de Brigate Nere. Sì, di Brigata Nera. E cosa che avevo detto? E che va con lui. Che tira fuori la pistola. Sì. E ora qua pistola in mano sono da con lui al Pio X. E hai mega tenuto. E mega unto. Anche già subito appena arrivato. Dopo 2 giorni. Chi era che lo usava, che dava? Un certo Stigli e Lince. Era da Ferrara, mi pare, Romagnoli. E come funzionava queste botte che dava? Come che dava? Niente, mi domandava di questo, di che altro st'altro e ogni tanto tuffete, mi dava una rangaiala sulla schiena. E che veniva fuori sangue? Nero, tutto. Nero dopo veniva dentro con anche cosa, pinton, certo pinton, e vendeva giocato di fronte alla borsa, invece pinton. E anche io le cacciapae? No, io no, poi io dicevo il rosario ogni sera, poi era un democristiano proprio Convinto? Convinto, ecco. No, ma non so neanche per cosa che io capiva restare, perché mi pareva era un anzianito più anziano di noi altri, insomma. In cella è che dormiva in piedi, in che senso? In piedi, sì. Perché in piedi ora? Perché come faccio a buttarmi qua schiena nera dei botti? O mi metto qua panza per basso, o mi metto in piedi, e eravamo insieme in cella. Non so che fossimo stati dopo, ci siamo liberati abbastanza perché ne ha portato via 2 o 3. Non so di chi abbia portato, ma so chi si è portato via. Dopo mi ha interrogato e mi ha portato in prefettura, in piazza dei signori. E mi ha domandato, ha detto cosa è successo, e io ho spiegato così, che chi mi ha dato, che qua, che ha, insomma che... E ha detto, beh, perché non si converte ai Brigate Nere? Perché questo è un partito che no, oramai ho fatto il partigiano, abbastanza qui, nel senso di cosa. E vorrei stare quieto perché mi ha dato una bella unta. Come una bella unta? Sì, mi ha dato con un nervo, sulla schiena, e mi mostra. E ora mi sono cavato la camicia, e come che mi ha visto, ho detto, maledetti. E ora che chiama uno, e con la tintura di iodio, e un peneo, il mega unto. E qui mi ha fatto abbastanza bene. Ed è rimasto sorpreso da come è stato? Sì, da come che mi ha pestato. E ora dopo, quando sono tornato al Pio X, dopo un giorno e mezzo, 2 mi pare, mi ha mandato a chiamare in ufficio e mi ha detto può andare a casa. E ora mi ho fatto dare, prima sono da fuori, dopo mi sono smentegato, ho detto aspetta che torno io, ho fatto dare la catenina e reoio, mi ha cavallare e ho detto che robe hai, pensa. No, la catenina d'oro. E reoio, insomma, era una roba affettiva e insomma mi ha dato e sono in casa. Come ieri queste camere? Sì. Celle? Celle che sei adesso, va dentro, le trova. In sotterraneo? Sotterranei. Il giorno che ero in cella siamo arrivati insieme. E sua. E in altre celle? E dopo che era altre celle, ma non so dopo su che altre, perché no. Mi interessava mia andare a guardare cosa che era. Ma e botte però non le dava in cella? No. E le dava su... Dove che ho detto lì? Palestra, anche se è una palestra. Ma è vero che era i muri sporchi di sangue? No, io non l'ho visto. Perché uno ha detto di anni fa che è andato a portare dentro l'ultimo giorno, proprio gli ultimi giorni. Può darsi. Ha detto che ha trovato i muri sporchi di sangue. Può darsi, no, non l'ho visto. Perché con sto nervo non faceva sangue. No. E ora ti dà, come che ti dà un coso di gomma. Un manganello. Ti fa botta, ma non spacca niente. Ma certo fa che nero però. È il dolore che è rimasto. Madonna, sono davanti di più di un mese, abbondante, qui lì. Ma dopo casa, naturalmente, la mamma ti sa, faceva i pacchi, ti curava.